Una nuova ondata di sbarchi che torna a far parlare di emergenza in una situazione già drammatica. In un territorio in cui le tensioni sono quotidiane, la notizia della nuova carovana di migranti destinata al Veneto ha già messo in allerta decine di sindaci. Intervistato da Rete Veneta questa mattina così Roberto Milan, che da mesi è sulle barricate per difendere Bagnoli. Assolutamente a Bagnoli non ne arriveranno e ho ricevuto anche delle rassicurazioni informali. Però sono pronto a tutto. Dal ministro Minniti al prefetto le cose sono chiare, a Bagnoli non ne devono arrivare più. E se la Regione ha già votato in Consiglio per la chiusura degli hub polveriera di Bagnoli e Cona, il capogruppo della Lega Nord Nicola Finco conferma che oggi si aprirà in Commissione la discussione sul suo progetto di legge che punta a far rispettare le regole urbanistiche, igienico-sanitarie e di lavoro nelle strutture di accoglienza. Una contromossa che potrebbe rappresentare l'unico argine sicuro alle grandi concentrazioni. Non vogliamo soldi per il disturbo, ribadisce Milan, vogliamo ritornare alla normalità. Fermiamo questo scellerato modo di gestire i migranti prima che sia troppo tardi. Non possono esserci ricompense e noi non siamo un territorio in vendita. No a questo tipo di gestione di migranti.